Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del Napoli. Iniziamo con il video. Antonio Conte ha deciso di concludere il suo ciclo al Napoli a fine stagione, una partenza che sta scuotendo l'inizio del mercato in Italia. Secondo informazioni interne al club, l'allenatore italiano rinuncerà anche all'ultimo anno di contratto e a una somma considerevole. Si prevede che la separazione avverrà in modo amichevole, senza traumi e nel rispetto reciproco tra l'allenatore e la dirigenza del Napoli. Gli eventi stanno costringendo il Napoli a reagire rapidamente. La priorità è già definita. Maurizio Sarri emerge come uno dei principali candidati. Antonio Conte chiude un capitolo intenso al Napoli. Conte è arrivato al Napoli per restituire autorevolezza, personalità e ambizione a un progetto che necessitava di una figura forte alla guida tecnica. Il suo periodo lì è stato caratterizzato da richieste quotidiane, pressione competitiva e un rapporto costantemente intenso con Aurelio De Laurentiis. L'allenatore ritiene che il suo ciclo al club sia giunto al termine e preferisce andarsene ora, piuttosto che affrontare una stagione che potrebbe essere destinata al fallimento fin dall'inizio. In Serie A, Conte è sempre stato sinonimo di impatto immediato. Le sue squadre competono, pressano alto e richiedono una struttura vincente. Il problema è che i suoi metodi sono anche molto esigenti. La convivenza di un allenatore così dominante e di un club così particolare non è sempre facile. Il Napoli perde un tecnico di altissimo livello, ma evita anche di prolungare un periodo che sembrava avviarsi verso una situazione di tensione. Il futuro di Antonio Conte sembra essere in Italia. Antonio Conte non ha ancora deciso se si unirà a un altro club. Un anno sabbatico sembra essere una possibilità concreta nei suoi piani. Anche la nazionale italiana è un'opzione, una voce che ha circolato ampiamente nelle ultime settimane. L'allenatore conosce bene questo scenario. Ha già allenato gli azzurri, lasciando un segno indelebile, competitivo, intenso e distintivo nel calcio europeo. Per Antonio Conte, tornare in Italia come commissario tecnico della nazionale rappresenterebbe una sfida diversa, meno routinaria, ma altrettanto carica di pressione mediatica. La federazione italiana sta attraversando un periodo di incertezza e ha bisogno di una figura capace di ricostruire fiducia, leadership e un'identità chiara. Ciò nonostante, Conte non sembra avere fretta. La sua partenza dal Napoli non implica un passaggio immediato a un altro specifico incarico da allenatore. Il nome che più evoca nel club è quello di Maurizio Sarri, un allenatore che ha lasciato un segno profondo nei tifosi napoletani. Il suo stile di gioco peculiare, offensivo e coraggioso gode ancora di grande prestigio in città, nonostante il passare del tempo e i cambiamenti nel progetto. Il Napoli vede Sarri come un'opzione sia dal punto di vista emotivo che sportivo. Conosce il club, comprende l'ambiente e ha un legame straordinario con i tifosi. Tuttavia, il trasferimento non sarebbe automatico. Anche Sarri deve valutare la propria situazione, le proprie esigenze e la reale portata del suo lavoro. In Serie A, il suo ritorno allo stadio Diego Armando Maradona avrebbe un impatto enorme. Sarebbe molto più di un semplice cambio in panchina. Il contrasto con Conte sarebbe evidente. Da uno stile di gioco intenso e di controllo totale, il Napoli potrebbe tornare a un modello più basato sul possesso palla. La dirigenza dovrà decidere presto. I piani sportivi non possono essere congelati mentre il mercato si fa più intenso. Acquisti, cessioni e rinnovi contrattuali dipenderanno dal nuovo allenatore. Pertanto, colmare il vuoto in panchina è la priorità principale di questa estate. Il risultato segna una svolta. Antonio Conte se ne va, il Napoli mette in pratica il piano di Sarri e l'Italia osserva attentamente per vedere cosa succederà. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Conte mancherà al Napoli? O no? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!